Sono 30 anni, 40 anni che va avanti così. Quando un inquilino chiama l'ATER perché ha un problema dentro all'appartamento o fuori anche, gli rispondono ma non sappiamo cosa fare, ci chiami, prenda appuntamento. Non è così che si fa, non è così che si fa. Non possiamo aspettare che una bambina o un adulto muoia sotto a un sasso che cade dal tetto. Non possiamo aspettare così. Dopo il crollo di un pezzo di cornicione in via Parabello a Favaro Veneto e le numerose proteste dei residenti, la scorsa settimana il presidente di Ater, Raffaele Speranzon, aveva annunciato ai nostri microfoni che ci sarebbe stato un incontro per far partire al più presto i lavori di ristrutturazione, dopo la messa in sicurezza immediatamente avviata. Ora è ufficiale, i 3 edifici torneranno come nuovi con un finanziamento di 3 milioni di euro per 42 alloggi, come già avvenuto in via Indri al termine dei lavori di messa in sicurezza. Entro un anno, dichiara il presidente. I lavori si divideranno in 2 fasi. La prima, circa 100.000 euro, consiste nella verifica ad alta quota degli edifici, che indicherà lo stato di salute di camini e cornicioni e, dove necessaria, la rimozione degli elementi che mostrano segni di instabilità. La seconda fase invece sarà quella di progettazione e realizzazione degli interventi di risanamento e riqualificazione, interni ed esterni ai 3 palazzi, di cui beneficeranno tutti gli alloggi. I 3 fabbricati, oggetto dell'intervento, vanno dal civico 13 al 25. Sono simili e costituiti da 4 piani fuori terra, di cui un piano terra ad uso garage e ingressi per 7 vani scala, 3 piani superiori ad uso residenziale con 42 appartamenti di superficie variabile dai 90 ai 100 metri quadri.